Va ora in onda la rassegna stampa. Se vieni in Italia e non rispetti la nostra cultura, te ne torni al tuo paese. Se non mangi milanese, te ne torni al tuo paese. Se non parli l'italiese, te ne torni al tuo paese. E se mi mangio panino cameusa, te ne torni al tuo paese. E se vengo in Italia e mangio il sushi, te ne torni al tuo paese. Se non mangio il parmigiano, te ne torni al tuo paese. Se non ami pugni al bar, te ne torni al tuo paese. stati muto per un mese. Ciscio, hai distrutto il paese. Oh, fariti sciarriare, beh. Ha incominciato per primo Salvietta. No, ha incominciato Conte. Ah, sì? Sì. Finita l'area farucaneatta, pure raggiata di evento. Poi pigli il tempino che forza nella lava per Porto Riggio convento. Vi faccio fare Sicilia Calabria su procazione convento. E se poi piove in bagno da testa, io con la pino rallento. Caro, hai a faccia cilise, ma parlo dialetto lo sud. Guaio, io vengo chi te sta tutte rotte. E cucetta che stenda, e il muzzunama volando e fanno i portosi a mia tenda, e poi mi tira quasetta. se odia carbonara torna a casa, l'Italia non è per te. Se non mangi la caprese te ne torni al tuo paese, se non parli l'italiese te ne torni al tuo paese. Mangi e bevi a nostre spese. Sei frustrata ed è palese, Se non festeggia il Natale, te ne torni al tuo paese. se non mangio il maiale, Te ne torni al tuo paese. hai il cervello dentro al piede, te lo dico in italiese. Se passeggio il coccanello, Te ne torni al tuo paese, se ti spezzi il tarantello, te ne torni al tuo paese. basta, basta, non te la faccio più, non ti sopporto più, sei scassato. Possiamo applaudire, è una clip che ha fatto ridere anche il regista Simone, che è molto molto difficile. Certo, gira su Striscia la Notizia, è Highlander DJ, uno sfigatissimo ragazzo che lavora, sai, mixando, mettendo, facendo, eccetera, che è diventato bravino con gli anni e guarda un po', prima è stato notato da noi, dopo qualche tempo anche da Striscia la Notizia, per cui bravo Highlander DJ, divertente, ma soprattutto una canzoncina che ci porta sulle argomentazioni di oggi, ci porta ancora una volta a quel termine remigrazione di cui stiamo discutendo ormai da mesi, lanciato tempo fa alla manifestazione della Lega, dei Patrioti, il gruppo europeo della Lega in Europa, proprio in centro Milano, con tanti colleghi da tutta Europa che parlavano di questo argomento, con Mario Giordano in apertura di questi comizi che ha proprio urlato dal palco remigrazione, e poi con tanti piccoli passi avanti su questo fronte e su altri, perché la stampa di quest'oggi ci porta argomentazioni assolutamente importanti su cui, e lo sapete, dobbiamo discutere insieme, perché io faccio questo programma così strano, la chiamiamo rassegna stampa, in realtà è un incontro tra amici, ma anche tra nemici, che non si fanno certo del male, ma cerchiamo di farci del bene l'un l'altro, capire dove sta la verità, cosa si può fare per fare della buona politica in questo paese. Quindi ci incontriamo o ci scontriamo mentalmente attraverso il WhatsApp 340 6709 659 per commentare i fatti del giorno, per spiegare a tutta l'Italia cosa sta accadendo, quali leggi si stanno portando avanti, quali novità, forse davvero incredibili, stanno per arrivare. Il buongiorno si sente dal Varin, come dicevo, da Simone, che è gentile, nonostante la grandinata che gira intorno per la Lombardia, e non so se è già arrivata da voi, speriamo soltanto non abbia provocato danni, ma sicuramente qualche grado in meno sì, e ci piace. Tutti voi
che siete ancora a letto, tutti voi che siete già in giro in macchina, tutti voi che siete in vacanza, non vogliamo sapere dove, ma che avete trovato Radio Libertà sulla Radio DAB, sulla vostra radiolina in auto o magari con il vostro ricevitore a casa, schiacciando DAB al posto che FM, si sente in tutta Italia Radio Libertà. La stessa cosa se scaricate l'applicazione sul vostro cellulare, andate in App Store, scrivete Radio Libertà, vi viene fuori questo programmino che è un'applicazione, scarica, non si paga niente, a quel punto avete l'icona di Radio Libertà sul vostro cellulare, ci schiacciate sopra e voilà, parte il collegamento automaticamente con Radio Libertà in radio, ma se volete anche c'è il tastino per vedere il video e quindi i giornali che Sammy Varin tra poco vi mostrerà. I miei saluti anche agli amici di Facebook, di YouTube, tantissimi che ci seguono soprattutto dalla pagina di Lega Salvini Premier. Grazie a tutti voi, anche oggi vi porto buone argomentazioni. Da cosa partiamo? Dai, quasi me ne stavo dimenticando, scusami. No, non posso dimenticarmi queste cose così importanti. Il vostro quotidiano di riferimento. Lo so, siamo senza l'unità. Comunque il direttore era già ieri su Rete 4, quindi non è che salta, è vivo, è vegeto, sta bene, però il quotidiano L'Unità aspetta che il PD lo voglia comprare. Intanto però c'è il quotidiano Il Manifesto, quotidiano naturalmente comunista. Eccolo qua, titolo principale: disgrazia. Questi giochi di parole ci piacciono tanto, è per questo che leggiamo e compriamo il Manifesto, solo €1,50, quasi conviene. Disgrazia, e la faccia non è quella di Mattarella, ma è quella di chi è andato da Mattarella a chiedere la grazia, Nordio. Nella forsennata corsa a destra, il ministro sbatte contro un muro. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. Mattarella lo convoca al colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato, quindi è stato strigliato, secondo la sinistra, da Mattarella. Ma perché? Perché sta accadendo qualcosa che non era mai successo prima. E anch'io sono rimasto abbastanza colpito da sta cosa, insomma, che ne ho viste di tutti i colori, anche politicamente. Cioè, dopo la condanna di quel gioielliere c'è stato un sollevamento popolare ma gigantesco. Allora, siamo partiti da questa radio, perché tutto comincia qua, e ho visto tantissimi messaggi, telefonate che erano per questo gioielliere, ma ancora ai tempi, ragazzi miei, ancora anni fa, e quando era in corso processo. Dopodiché ha cominciato la politica. Praticamente tutto, ma dico tutto, il governo di centrodestra, compreso anche Vannacci, lo dobbiamo dire, sono per chiedere la grazia per questo gioielliere condannato a quasi 13, 14, 15 anni di carcere, nonché a risarcire i parenti dei ladri a cui ha sparato in maniera cattiva, lo dobbiamo dire, perché gli ha sparato mentre stavano scappando, quindi non c'era un pericolo imminente, e qui naturalmente entra l'argomentazione forse più potente, quindi quel malessere che abbiamo quando qualcuno ci ruba, ci picchia, ci violenta, ci minaccia, restiamo turbati al 100%, paura, disperazione, rabbia, ma anche vendetta. Sto dicendo cose molto gravi, signori. Legittimiamo la vendetta? Direi di no. Però forse bisogna studiare un po' meglio ciò che prova l'essere umano quando dei ladri ti minacciano con la pistola, col coltello, minacciano tua moglie, minacciano i tuoi figli. Io gliel'ho detto ieri sera a mia moglie Marta, se entrassero in casa dei ladri e vedo che ti minacciano, e minacciano Tabata ed Elia, io farei qualunque cosa per difenderli, cioè piuttosto mi faccio ammazzare di sicuro, ma gli faccio male
a questo ladro? Beh, sappiate che se io faccio male a questo ladro, ma lui non aveva cominciato a farci ancora niente, e vado in galera, o comunque lo devo risarcire. Se gli do una coltellata e quello si fa molto male, lo devo risarcire, signori. È un bel casino. È un bel casino. Quindi devi aspettare che il ladro cominci a fare del male a noi, devi controllare che la pistola sia vera o finta, devi fare tante cose. Sì, è vero, questi governi di centrodestra hanno mitigato questa cosa, la legittima difesa è migliorata molto, adesso non c'è più il risarcimento. Purtroppo non è più retroattivo questa cosa, e quindi il gioielliere deve risarcire chi ha ucciso, chi ha ferito, ma da oggi in poi non ci sarà più risarcimento per il ladro che ti viene a rapinare. Io, scusate, poi sai che questa è una trasmissione anche scherzosa, cerchiamo anche di ridere, ma non possono fare un'assicurazione questi ladri? Non è pensabile. Cioè, un'assicurazione che abbia all'interno la copertura anche per danni da questo mestiere di ladro, insomma, se si rimane feriti o proprio gravemente feriti o anche per la morte in caso di tentato, poi ci provate a rubare ma vi è andata male, vi beccano, e che la vostra famiglia abbia un risarcimento. Dici che non è possibile? Per me si può. Per me si può tutto, basta pagare. Dai, scherziamo, ma neanche poi tanto, è l'argomento del giorno. E tutto poi è partito qualche settimana fa, adesso non voglio fare mago Varin, da quando ho cominciato a distribuirvi quel famoso film censurato in tutta Europa, Citizen Vigilante si chiama così, lo trovate su YouTube, non è in italiano ma c'ha i sottotitoli. Chi mi scrive al 340 6709 659, se fate i bravi ve lo invio, che è un film terribile, da non guardare con i bambini, in cui uno si fa giustizia da sé vendicando tanta gente che è stata picchiata, violentata, uccisa da immigrati. Quindi un film razzista al 100%, un film da cui prendere le distanze, ma che deve farvi pensare, a quanto pare ha fatto pensare molti in questo periodo. Chiaramente, signori, aspetto il vostro giudizio su quanto vi sto dicendo, perché questa radio è un pensatoio potentissimo. Io ne sono veramente orgoglioso, perché riusciamo a svegliare tanti cervelli di destra, di sinistra, che non votano da 20 anni e che magari così facendo si tornano a riavvicinare alla politica. Poi io non vi dico mica vota Lega, vi sembro il tipo, ma neanche, vi dico solo di tornare a votare. Il Corriere della Sera apre invece col discorso del presidente USA. So che non vedevate l'ora. Trump accusa la Cina, nel 2020 il più grande furto di dati elettorali della storia, il nostro sistema di voto è compromesso, poi minaccia 2 emittenti TV. Sappiate, questa è la notizia della notte. Il caso Roggero, spinta per la grazia, ma Mattarella frena Nordio, la nota, il salto sulla sedia del presidente, il faccia a faccia e il richiamo al governo. Sappiamo che Mattarella non è proprio di destra e la sinistra su questo gioielliere quasi non ha parlato. Il gioielliere resta in hotel e non si costituisce. Non immaginavo questo sostegno, il silenzio dei familiari dei 2 rapinatori uccisi. Silenzio mica tanto, perché qualcuno è stato già intervistato oggi, poi vi leggo l'intervista. Naturalmente sul sito del Corriere, ma dappertutto, si ripercorre quello che è successo. La rapina, l'inseguimento in strada, gli spari, i 2 rapinatori uccisi con i video delle telecamere di sorveglianza. Chiaro che ha fatto impressione il fatto che il gioielliere, quando questi fuggivano, sia uscito dalla gioielleria, li abbia rincorsi con la pistola e gli abbia sparato. Questo fa impressione. Ma voi cosa avreste fatto? Punto di domanda. Scrivetemi 340 6709 659. È un momento importante, perché questo governo di centrodestra sta facendo cose. In molti mi state scrivendo WhatsApp, voi che avete la fortuna o la sfortuna di possedere il mio numero personale, mi state scrivendo che sì, sta facendo
ma deve fare di più, e io chiaramente vi invito a dirmi cosa può fare di più questo governo. La Lega ha fatto questo emendamento per cui il risarcimento ai parenti dei ladri, col cavolo, si facciano un'assicurazione. Qualcosa di più si può fare? Ad esempio, mitigare la pena per un uomo come Roggero, che ha 70 e passa anni e dovrà farne 15 in carcere? Punto di domanda. In questi casi mitigare la pena può essere un esempio? Ditemelo voi, 340-6709-659, e io parto oggi dal quotidiano Libero che, guarda un po' caso, titola proprio aspetta che ci arriva perché la punizione divina del nostro computer, vado a leggere Libero che non è abbastanza comunista, io ci clicco e lui mi sbatte fuori dal programma. Conto corrente postale 37671294, mi raccomando, voi che avete 5 euro che vi avanzano, aiutate Radio Libertà a comprare un nuovo computer e noi vi saremo eternamente grati. Anche dal sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona ora, potrete aiutare la nostra radio, che non ha sponsor, lo sapete bene, quei pochi ci permettono di sopravvivere ma non bastano, siamo magri. Guarda, Simone è magrissimo ultimamente, è dimagrito, cacchio. Libero, è già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati. Ecco, questa cosa non riesco a capire, una cosa bella o una cosa brutta. Cioè, personaggi famosissimi si sono mobilitati perché questo gioielliere ottenga la grazia, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del Colle. È partita la richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero da parte del Ministero della Giustizia su impulso della Presidenza del Consiglio. Lo dico non perché ha lavorato in questa radio, ma il primo a chiederla è stato Matteo Salvini, ok? Su impulso forse di Cruciani, ma la grazia l'ha chiesta subito Matteo Salvini. È troppo? Chiedo io, non lo so se è troppo, lo chiedo a voi, ripeto, perché siete voi i migliori editorialisti sul campo. Cosa avreste fatto voi se questi ladri avessero minacciato vostra moglie, vostra figlia, e poi fossero scappati con chissà che cosa? Il dubbio era che portassero con loro anche la moglie o la figlia. Avreste sparato oppure no? Sai, sono robe poi parallele, come il discorso dell'altro giorno, il Vannacciano che ha preso a pugni l'immigrato perché dava fastidio, ok? Sono due cose diverse, ma sono due robe parallele. Allora, la rabbia va frenata in questi casi oppure no? Dobbiamo diventare buddisti tutti quanti? La vendetta va incamerata oppure no? Ma si tratta di vendetta in questo caso? Ragazzi, qui c'entra anche la psicologia, secondo me. Io non ci arrivo. 340-6709-659, con la gente che ci ritroviamo sotto casa in questi anni, maranza, non maranza, immigrati strani, oltre che naturalmente anche i nostri, che non sono stinchi di santo. Come ci dobbiamo comportare? Coltello? Coltello per tutti? Macetino da tasca? Siamo sul Libero, signori. Mondiali suprematisti, in finale solo bianchi. Se vi interessa, può essere interessante. Vuoi dire che è la prima partita che mi guarderò? La finale del mondiale? Razzista sì, ma in senso buono, io. Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie. Sapete bene che sono forse l'unica radio che non segue questa vicenda di Ranucci, mi sono veramente rotto le palle. Vado di là, no, di spalla sulla sinistra, naturalmente il sì alla legge elettorale, ma al Senato giochi aperti. La legge elettorale è stata approvata alla Camera, ora il testo passa al Senato con incognite su tempi e modifiche, a cominciare dalle preferenze. Preferenze sì, preferenze no. Abbiamo visto che comunque anche se ci sono le preferenze, sono preferenze già
preferite dai partiti, e io non starei lì a metterla così grave sta cosa. Infatti la Lega, perdonatemi, ha detto: ragazzi, non meniamo il torrone, pensiamo ad altro. Nicolò Zanon, a proposito di legge elettorale, titola il suo editoriale "Tutte le falsità sulla riforma", e chiaramente, se acquistate il libro, dategli un'occhiata. Ma subito a pagina 2 ci occupiamo della grazia per Roggero. Nordio avvia la pratica, ma Mattarella frena perché appunto è lui che deve fare questa cosa, gnignero. Si intervista il sottosegretario Balboni, sottosegretario alla giustizia. Oltre alla legge esiste il sentimento di giustizia. L'Italia per bene sta con Mario. Il sottosegretario spiega che si tratta di un'iniziativa nata dalla richiesta di molti cittadini. Nessuno mette in discussione i poteri del presidente, il fatto appunto che Nordio sia andato direttamente avanti, non voleva superare il presidente, ma ha risposto a un qualcosa di gigantesco che, devo dire, non mi aspettavo neanche io, che i cittadini stanno portando avanti, e che, devo dire, anche lo stesso Roggero mediaticamente sta portando avanti, perché ha cominciato lui a essere presente, molto presente, nonostante la sua età, sui social. Chiaramente sarà stato assistito dal suo avvocato, da moglie o figlia, eccetera, e lo hanno seguito coloro che hanno tantissimi follower, dalla Lega in primis, ma tutto il centrodestra, e poi dai quelli grandi, dai fighi, dai VIP, guardali qua: Elisabetta Canalis, Samira Lui, Elisabetta Gregoracci, Leonardo Bonucci, ma sono soltanto alcuni. Dalla Canalis a Samira e Bonucci, tutti VIP schierati col gioielliere. Presentatrici, calciatori, cantanti, il mondo dello spettacolo si mobilita sui social denunciando l'ingiustizia. Melissa Satta: vorrei vedere voi in una situazione del genere, e il laziale Zaccagni rilancia la petizione. Massimo Sanvito, a pagina 5 di Libero: non è solo il paese reale, quello delle piazze, dei bar, dei negozi, insomma dei comuni mortali, a stringersi attorno a Mario Roggero. C'è anche l'Italia dei VIP, delle veline, dei calciatori, delle subrette, delle presentatrici, scossa dall'ingiustizia, che si schiera mezzo social a fianco del gioielliere di Grinzane e Cavour, Cuneo, condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per avere difeso sé e la sua famiglia dalla furia dei rapinatori. Fioccano mi piace all'iniziativa del centrodestra rilanciata dal vice premier Matteo Salvini per concedere la grazia a Roggero. Da Elisabetta Canalis a Sabrina Salerno, dalla giudice di Ballando con le Stelle Caroline Smith a Samira Lui, alla co-conduttrice della Ruota della Fortuna, fino a Elisabetta Gregoracci, Melissa Satta, Giulia Salemi. Mi spiace tantissimo, ha commentato con l'emoticon di un cuore spezzato. Quest'ultima, ex velina e oggi compagna di Carlo Beretta, affida a una lunga storia Instagram il suo pensiero, anche alla luce di quanto era successo a lei e alla sua famiglia qualche anno fa, quando una batteria di furfanti le era entrata in casa di notte rubando di tutto. Qui siamo arrivati al paradosso: le famiglie dei ladri devono essere risarcite. Ma stiamo scherzando? Questo è un messaggio folle. Vai figlio mio, fai il delinquente, picchia, ruba, minaccia, che se ti sparano io divento ricca. Vogliamo davvero dare questo messaggio? E poi un messaggio per la pletora di buonista che dà dell'assassino al gioielliere. Nessuno dovrebbe uccidere nessuno, ma vorrei vedere ciascuno di voi in una situazione del genere. I delinquenti non hanno paura perché sanno che tanto in Italia non sconteranno mai davvero una pena. Questo è il vero problema. Trovarsi faccia a faccia con dei rapinatori, del resto, è una sfortuna che può capitare a chiunque. Non dipende dalla notorietà né dal conto in banca, ed è anche per questo che la paura e il senso di ingiustizia sono trasversali. Che fare? Ragazzi, chiedo a voi, e soprattutto a voi che magari non avete mai iscritto a una radio, che mi ascoltate per caso o per simpatia, siete miei vecchi ascoltatori degli anni '80, eccetera, e qui davvero la politica non c'entra. Voglio sapere il vostro parere. 3406709-659, scrivete un WhatsApp in questo momento, perché tra 5 minuti io li leggo.
In taglio basso, sempre nella stessa pagina di Libero, c'è giustamente la sinistra. Delirio rosso, la destra vuole il Far West. Ecco, è anche questo che io mi chiedo, ma a questo punto la destra, il governo, vuole il Far West, vuole citizen vigilante, dove si fa giustizia da sé questo tipo, perché la polizia non riesce ad acciuffare quegli immigrati che non rispettano le leggi e spaccano, violentano, uccidono? Dobbiamo arrivare al Far West? Punto di domanda. O forse dobbiamo agire preventivamente togliendo di mezzo, ad esempio, questi risarcimenti stupidi, abbassando le pene per chi si trova in una terribile situazione come questa e rincorre il ladro sparandogli, perché altrimenti quei ladri magari non sarebbero mai stati presi. O che cosa? Lo chiedo a voi. Intanto la Salis, che è quella giusta per parlare, l'europarlamentare di AVS Ilaria Salis, è quella che si è fatta candidare al Parlamento europeo per non andare in galera, dichiara: il governo grida allo scandalo solo perché si tratta di un italiano. Movimento 5 Stelle parla addirittura di sciacallaggio. Articolo di Francesco Storace, ve ne leggo solo qualche riga perché potete immaginare. Sempre dalla parte sbagliata, scrive Storace sul Libero. Mentre larga parte dell'Italia si interroga sulla drammatica vicenda che vede finire in carcere Mario Roggero, Ilaria Salis riesce a far arrabbiare tutti con una presa di posizione davvero discutibile a mezzo social. Per l'eurodeputata che ha goduto del privilegio dell'immunità parlamentare per tornare in libertà nonostante le pesanti accuse a suo carico, è Mario Roggero che va rieducato. Per la compagna di Strasburgo si tratta di un italiano bianco di classe media, mentre non ci si accalora su stranieri e poveri. Quella della Salis è una sfida aperta al buonsenso comune, non riesce proprio a comprendere che quel gioielliere, un mestiere che evidentemente le dà fastidio, era stato appena vittima di un'aggressione armata e tutto quello che è successo dopo con i 2 rapinatori uccisi ne fu conseguenza, tranne che per la Salis e i giudici. Eppure ci sarà un motivo se moltissimi italiani, non solo di destra, ritengono la sentenza ingiusta e sproporzionata. A 72 anni, 15 anni di carcere suonano come una punizione eccessiva per chi si è difeso da chi lo stava derubando, minacciando i suoi cari, e la vittima, semmai, è un commerciante onesto che subì una rapina violenta e i colpevoli della rapina furono i delinquenti, non marginalizzati innocenti. Lei difende in sostanza più lo status quo giudiziario, che punisce la vittima, che non la persona che si è trovata a difendere la propria famiglia da criminali armati. La legge va rispettata finché non viene cambiata, ma se una legge produce risultati che la gente percepisce come profondamente ingiusti, punire chi si difende invece di punire chi aggredisce, allora è legittimo chiedere di cambiarla. Questo è il cuore del dibattito, non l'identità etnica o di classe di Roggero.
È sempre un piacere ogni mezz'ora intervallare la mia rassegna stampa con artisti indipendenti. Tante piccole scoperte vi faccio fare ogni mattina tra le 7:30 e le 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno. Questa è I sensi del mare di Paul Robino dalla Sicilia. È una cosa carina carina perché è un album un concept album, quindi ogni pezzo riguarda un argomento ben preciso e questo album è diretto dal celebre maestro Vince Tempera. Un album incentrato sulle fragilità dell'ecosistema marino, un album importante che vi invito ad ascoltare e anche come sottofondo mentre state facendo un po' di ordine in casa. I sensi del mare, Paul Robino. Lo trovate facilmente su ogni store digitale e naturalmente su YouTube. Buongiorno a tutti, grazie per l'ascolto. Mamma mia, in quanti siete? Ho fatto un giro sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ciao, 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 mamma mia. Siete tantissimi, ma capisco che l'argomentazione è importante, che non era mai successa una cosa del genere, cioè che un intero governo si desse da fare per cambiare delle leggi, in questo caso per far ottenere la grazia al gioielliere Roggero, ma tutto questo è il paradigma di un momento molto grave che stiamo vivendo dal punto di vista della sicurezza, o no? Ditemelo voi e ditemi soprattutto anche voi, amici che non siete di destra, centrodestra, eccetera, ma siete più di sinistra, ditemi un attimo un pensiero, perché la sinistra in questo momento nicchia, sta prendendo fiato e siccome tante volte è andata contro il governo dicendo il governo dovrebbe fare di più e adesso se ne sta zitta. Scriveteci 340 6709 659 un WhatsApp e siete in diretta. Il ricordo di Umberto Bossi, certo, lo abbiamo ricordato oggi perché nelle prossime ore si celebra certamente la data della sua morte, il 19 di marzo. Il nostro capo Umberto Bossi se n'è andato, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, 4 mesi. E proprio nelle prossime ore, attenzione, ci saranno feste della Lega che lo ricorderanno, quindi l'invito è cercate di esserci perché è molto bello ricordare tutto quello che Umberto Bossi ha portato avanti con la politica, come ha cambiato questo paese e come lo cambierà, perché ci sono ulteriori novità, trallallero trallallà, che tra poco vi racconterò. Umberto per sempre non sarà mai dimenticato, ci scrive Mauro da Cermenate. Grazie Mauro. Messaggi al 340 6709 659, c'è anche un audio, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Semi, signori, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sì, sembra che sia di nuovo sulla radio anch'io, dai. Allora, nuovamente abbiamo 20 gradi qua nel Canavese, quindi stiamo da signori. Adesso è in piedi il discorso della sentenza su Roggero, poverino. Beh, poverino per davvero, non scherziamo nemmeno. Quello che non capisco è perché i signori giudici non tengono in considerazione quello che è lo stato d'animo della persona. Allora, lui che si è beccato la rapina, la moglie in mano a questi banditi, che ora non voglio commentare sui banditi, lasciamo perdere. E quindi la tensione, la situazione, lo stress, mettete quello che volete, a lui non conta niente, no. Lui come loro stavano andando via non doveva più fare niente, doveva dire signori buongiorno, se volete poi vi offro il caffè. Per contro, quando abbiamo qualcuno di questi signori, vabbè, che sbarcano dal barcone e ha commesso un reato, però fa parte della sua indole. E sì, ha commesso un reato, però era stressato, poverino, perché ad un certo punto non è stato accolto nel modo giusto. Ma senti, vadano tutti a comprarsi un carciofo e se lo mangino intero, vai, che gli fa bene alla salute. È una cosa vergognosa, va bene? È una cosa vergognosa. Quindi noi valiamo sempre di meno. Pazienza, ragazzi, è così. E poi si lamentano perché Vannacci prende punti.
e poi si lamentano perché Vannacci prende punti. Avrei ancora una bella considerazione da fare sulla magistratura, però purtroppo per radio non posso farlo perché poi quello che direi potrebbe crearvi dei problemi, io assolutamente non voglio. Comunque complimenti per la radio, perché sono stato la settimana scorsa nel Veneto e mi sono fatto accompagnare per tutta l'autostrada a circa 500 km più o meno, sempre da Radio Libertà, che non ha mai perso la sintonia da nessuna parte. Perfetto, benissimo, signori, vi saluto, buona giornata. Grazie. Ciao ciao. Grazie. Tutto vero, in effetti chi ha un'auto recente basta che schiacciate DAB sul cruscotto della vostra autoradio e poi ci cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà. Una volta trovata non ci perdete più perché siamo nazionali sul canale DAB, senza utilizzare internet eccetera. È un giochetto carino per chi va in vacanza, per chi viaggia per lavoro eccetera, non dovete scaricare il cellulare continuando ad ascoltarci da lì. È una bella invenzione il DAB, soprattutto quando va la musica c'è un audio stellare veramente. WhatsApp al 340 6709 659. Ci sono tante petizioni con Mario Roggero e mi segnalano anche quella del giornale. Te l'ho detto, sono rimasto sorpreso anch'io perché una concomitanza di pensieri da parte inizialmente del nostro Matteo Salvini, poi di tutto il centrodestra, del governo e adesso anche di tanta gente normale, secondo me non era mai successo. Uè, questo chi è? Ma è Pierluigi, buongiorno, proprio in giro in macchina, vedi qua la sua autoradio, viene fuori anche l'icona con scritto Radio Libertà e su alcuni modelli addirittura può venire fuori anche il video che trasmetto eccetera, però grazie Pierluigi, buon viaggio e è una bella invenzione secondo me, anche se siete in giro magari con parenti o amici, mettetevi nel posto davanti, schiacciate DAB sul cruscotto dove c'è l'autoradio e poi prima di tutto scoprite un fracco di radio nuove che fanno generi musicali che secondo me vi piacciono e poi in ordine alfabetico arriva prima o poi Radio Libertà. Sulla storia del gioielliere, in un modo o l'altro, la rapina è andata a buon fine, scrive questo. Beh, è chiaro che dispiace per le persone morte. Oggi non so se sul Corriere o su un altro giornalone c'è l'intervista anche ai parenti di uno dei ladri morti, che era una bravissima persona e qui e là, e vabbè, bravissima persona, però ripeto, io sono a questo punto per le assicurazioni. Che i ladri si facciano un'assicurazione, tra le clausole inseriscono, chiaramente si paga un premio maggiore, è chiaro, uno fa un lavoro pericoloso e deve pagare un premio maggiore, ma se si fa male o se addirittura perde la vita, vengono risarciti dall'assicurazione i suoi parenti. Lo facciamo così? Lo vogliamo fare? C'è qualcuno che mi fa un emendamento? Buongiorno Sammy, questa vicenda del gioielliere è emblematica, contiene tutti gli aspetti della difficile vita attuale, vero? La proprietà privata, la famiglia, il sesso, la rabbia di sentirsi persi e dimostrare di non saper difendere i propri cari, eccetera, eccetera. Enzo, te l'ho detto, mi fai pensare a cosa farei io se succedesse una roba del genere al sottoscritto, ma cosa fareste anche voi con i vostri figli, con i vostri nipoti che ormai sono grandicelli, cominciano a uscire la sera, ci siamo capiti? E qualcuno poi è chiaro che si esagera, si sbaglia, si fanno cose che non si dovrebbero fare perché devi chiamare la polizia. Dobbiamo resistere o cambiare le leggi. Cambiare le leggi. E un governo di centrodestra che non cambia queste leggi è un mortaccione, capisci? E vedi che lo stiamo cambiando e vedi che molti anche fratelli più o meno d'Italia o di Forza Italia hanno mollato il freno a mano che prima avevano tirato perché gnignero anche su quel coso che spara, che ti fa prendere la corrente, anche la sinistra alla fine si dispiace perché sai, si immobilizza una persona e poi se soffre di cuore cosa gli succede? Ma cosa dobbiamo fare altrimenti? Li lasciamo andare?
poi tranquilli, ci sono i giudici che poi li lasciano andare. C'è da lavorare anche su quelli, ma a quanto pare non siamo ancora pronti per lavorare sui giudici. Emilio, l'Islam non serve agli occidentali e quelli che pensano di sfangarla, tipo convertiti all'Islam, certa magistratura e sinistra conniventi, saranno i primi a essere eliminati fisicamente in quanto infedeli. Ma io non penso, Emilio, si imparano qualche sciura, ma vedrai che andrà tutto bene. Questo qua ha ucciso 2 persone e ne ha ferita un'altra dopo che queste lo avevano rapinato o se ne stavano andando. Tutto questo è omicidio. E avergli dato solo 14 anni per 2 omicidi, la giustizia è stata anche benevola. E se gli daranno la grazia, allora liberi tutti? Ci scrive Francesco, e giustamente Francesco la pensa in modo diverso. È comunque omicidio. E le immagini che vedi comunque fanno impressione, perché adesso si cominciano anche a trasmettere, vedi lui che li rincorre, gli spara ai ladri e addirittura uno lo finisce sparandogli da vicino e lo prende anche a calci per controllare che sia morto morto. È rabbia questa? È vendetta questa? Cosa ne pensate voi? 340 6709 659, ma soprattutto cosa avreste fatto voi? Cosa fate se vi entra un ladro in casa e minaccia vostra figlia? Lo so che sono domande brutte, non si fanno. Sammy Varina alle 8:15 del mattino, ma lasciali stare, sti poverini. No, non siete poverini. Se avete scelto Radio Libertà, avete scelto una radio che ce l'ha molto, molto duro. Col cazzimma. In questo momento avete anche voi cazzimma e dovete reagire, perché se non lo fate con noi, non lo farete certo ascoltando signore e signori, buongiorno, questa è Radio 24. No, assolutamente. Lì c'è solo quel bilotto di Cruciani che la sera gli lasciano fare tutto quanto perché ha chiesto così tanti soldi che deve rendere, e lui è diventato famoso dicendo quello che diceva Radio Padania Libera per anni. Ma li vogliamo bene a Cruciani, ci mancherebbe altro. Ieri sono stati da lui anche i giovani padani, i giovani della Lega, ci mancherebbe altro. Però capite che se girate sulle altre radio non vi fanno parlare, e lì non c'è nessun laboratorio, lì c'è soltanto una camera a gas, sì, che cerca di convincervi su quello che scrivono le persone autorevoli, quelli intelligenti, quelli che sanno la verità, i padri costituenti. Scrivetemi 3406709 anche un messaggio audio video se volete, non mi scandalizzo. Buongiorno Sammy, Achille dalla Sardegna. Grande Sammy, complimenti ormai sono scontati. Me lo mandi quel video sul vigilante? Sono con Ruggero e con le forze dell'ordine. Grazie e buon proseguimento. Grazie a te Achille, te lo mando proprio al volo, te lo sto mandando fisicamente in questo momento, il video di quel film censurato in tutta Italia. Si chiama Citizen Vigilante, lo trovate comunque su YouTube, non è in italiano ma i sottotitoli, è un film molto crudo che racconta di questo alla Charles Bronson che comincia a vendicarsi di tutto ciò che gli immigrati combinano nei nostri paesi. È un film da cui ho preso le distanze perché non bisogna fare così, però abbiamo cominciato qualche mese fa a fargli pubblicità e a distribuirlo a chi lo vuole, non lo trova in giro eccetera, non lo troverete mai, proprio perché è una sensazione, una paura che sta prendendo ognuno di noi e che è culminata adesso con questo caso Ruggero, secondo me. 3406709 ma smettila di perdere tempo bla bla bla. E allora signori, se Marco mi dice così, è arrivato il momento, dai, dopo vado avanti con i messaggi, è arrivato il momento di proseguire. Grazie Marco, sei peggio di mio padre. Vado avanti con il quotidiano Il Giornale. Oggi sono sul Giornale perché è pieno di emozioni. Ad esempio, naturalmente, la strage del Ponte Morandi, condanne per 200 anni, la sentenza 8 anni dal crollo del viadotto Polcevera all'ex AD di Autostrade per l'Italia, 12 anni di carcere. Ma a me interessa, lo sapete, le notizie di cui parlano tutti io quasi non ve le do.
Ok? Quindi non pensate che sia completamente scemo, semplicemente dovete girare su altri canali per avere le solite notizie, quelle ve li danno già tutti, ok? Pagina 13, Quotidiano Libero, Milano Cortina, la consulta boccia la procura. Olè! Praticamente sono stati giudicati inammissibili i dubbi che erano stati sollevati dai magistrati sulla natura giuridica della Fondazione Olimpica. Tra le altre cose c'era anche questo. Enrico Paoli scrive: la Procura di Milano perde un'altra battaglia, stavolta il mattone tolto dal muro tirato su dai magistrati del capoluogo lombardo, impegnati a indagare su urbanistica e vendita dello stadio di San Siro, riguarda le recenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per la Corte Costituzionale sono inammissibili le questioni sulla norma interpretativa che esclude la qualifica di organismo di diritto pubblico per la Fondazione Milano Cortina. E c'è un articolone che, se vi interessa, trovate oggi sul Libero, ma anche su altri quotidiani. Chiudo con Libero con due cose più leggere, e meno male ragazzi miei, perché sono tosto quest'oggi, ma gli argomenti sono importanti. Mai come adesso, ripeto, sono state portate avanti delle cose da questo governo. Tu dici, Vannacci, inseguono Vannacci, ma veramente è Vannacci che insegue la Lega? Il problema qual è stato? Che fino adesso la Lega diceva cose che venivano insabbiate dal resto del centrodestra. Lo posso dire, non c'è nessuno che si offende. So che votate Fratelli d'Italia, Forza Italia, ma mi raccomando, andate avanti così. Però questi facevano i ben pensanti, dicevano no, non bisogna esagerare, no, e qua e là. È logico che tutte le proposte della Lega restavano lì in un cassetto. Sarà la paura di Vannacci? Ma ben venga, amiamo il generale Vannacci, che sta per entrare chiaramente nel centrodestra ufficialmente, lo vedrete tra poco con i dati elettorali, se non entra mosso cazzi, e quindi si stanno portando avanti quelle robe che la Lega aveva proposto da 10 anni. Capito, general traditore? Che amiamo, ripeto, perché io sono innamorato di Vannacci, quindi sono sicuro che non si offende se gli dico traditore politicamente, perché un generale non tradisce mai le sue truppe, muore con le sue truppe, oppure non si usa più, Che meraviglia il mestiere di figlio d'arte di Enzo Jannacci. Pagina 27, il quotidiano Libero parla con Paolo Jannacci, 53 anni, sta passando l'estate in tour, si esibisce interpretando canzoni scritte da lui e i successi di papà. Quando canto i suoi brani mi emoziono perché sono un suo fan. Di lui mi mancano soprattutto le risate. Bella intervista con il figlio di Enzo Jannacci e mi piacerebbe vederlo dal vivo perché deve essere veramente uno spettacolo. Mai quanto la nuova serie HBO Max, questa nuova piattaforma sbarcata. HBO, che HBO? Che lingua parla? Sei pugliese, capite? HBO, capito? Non volevo, ma se si dice HBO lo diciamo, HBO, HBO. Interrompiamo le trasmissioni perché si dice HBO Max. Se io dico HBO, molta gente normale non sa che cosa sia, capisci? E mi dice, cos'è HBO? HBO? Comunque è una piattaforma streaming sbarcata da pochi mesi in Italia. Mia figlia Tabata subito l'ha voluta, ok, va bene? E su questa piattaforma arriva Saman. Saman parla ancora. Un'immagine del trailer di Saman, La verità nascosta, della docuserie che andrà in onda su HBO Max. Everybody, ok. Saman parla ancora. L'indomani dei 4 ergastoli confermati per i genitori e i cugini della ragazza pakistana trucidata a Novellara nel Reggiano, solo perché voleva vivere all'occidentale, HBO Max, la piattaforma streaming sbarcata da pochi mesi in Italia, lancia le prime immagini dell'attesa docuserie Saman, la verità nascosta, dedicata al
guarda caso proprio quando è venuta fuori la sentenza definitiva. Quante puntate sono? 50.000? No, sono pochissime, ragazzi, quasi quasi le guardo. Ricordiamo che è la stessa piattaforma che ha fatto Portobello, dedicata a Enzo Tortora, ad esempio, quella me la sono vista. Sono molto di moda queste cose e molto spesso lanciano anche opinioni e lanciano anche desideri, ad esempio quella sugli 883 praticamente ha rilanciato Max Pezzali con un vintage, una nostalgia degli anni 80 fortissima. Adesso vanno di moda anche ricomprare i vecchi stereo, il Walkman. Mio figlio in questo veramente è stato uno dei primi, perché ha cominciato a giocare con il mio mixer, i miei impianti stereo, collegare casse su casse, poi è passato ai motorini e quindi ciao Garelli, qualcuno di voi ha un VIP 3, ecco, tutte ste robe, smonta, rimonta, eccetera, e adesso c'è la moda. La cosa pazzesca è che molti ragazzi 13, 14, 15, 16 anni vogliono il motorino, ma non vogliono quello di oggi, vogliono un Ciao, un Garelli, un VIP 3, quello con 3 marce. Avere il VIP 4 con la marcia a pedale è una figata. Avevo un amico Tao, si chiamava, che aveva il VIP 4, era una roba fantastica. Capito? Li rimettono insieme, li rimettono a posto, ma molto spesso funzionano ancora senza problemi, ragazzi. Sono rimasti in box per 30-40 anni, fai frush e parte. Bene, no, vi ho menato via perché mi piace, poi molti di voi lo so che la pensano come me, perché sono nel panino milanese di Libero. A volte te lo chiedi, ma cosa ci faccio qui in questo mondo, in questa situazione? C'è un motivo, Sammy Varin, se l'hai selezionata, perché in basso. Ecco qua, Chiara Calarco, il suo articolo si intitola Quei ragazzini col macete. E qui siamo di nuovo sull'argomento. Guarda che brutto pensare a queste cose. Cosa facciamo allora? Tu vedi uno col macete, Simone, che ti minaccia e che minaccia la tua bellissima motoretta mentre stai per partire verso Radio Libertà. Tu sai che c'è Sammy Varin che anche lui ti minaccia se non arrivi in tempo e mi devo fare la rassegna stampa da solo. Sì, me la faccio lo stesso perché sono capace, però io ti amo, io ti voglio, non posso... Cosa fai se questo ragazzino ti minaccia col macete dicendo dammi la tua moto? Vado via, attenzione, famosa canzone di Drupi, Vado via, non puoi non conoscerla, e ho capito, ma se lui ti minaccia e non ti fa andare via? Lo investo, signori. Quindi andiamo già sul pesante. Mi viene in mente quella signora che ha investito il ladro che gli aveva rubato la borsetta. L'ha investito più volte, ci è ripassato sopra un paio di volte, l'ha ucciso ed è stata molto condannata. E in questo caso anche io, cioè dico a questo punto, cioè, se chiediamo la grazia per il gioielliere, chiediamo la grazia anche per la sciura che ha rincorso l'immigrato che gli aveva rubato la borsetta e l'ha investito. Sono cavoli. Mi trovo, t'ho detto, qui sul crinale, però bisogna decidere qualche cosa, bisogna fare leggi, bisogna portare avanti, soprattutto perché questi devono capire che non gli conviene fare questa cosa. Allora, o si stipulano veramente, non sto scherzando, un'assicurazione, in modo che se rubi la borsetta e qualcuno ti spara un colpo nel cranio perché hai rubato la borsetta, almeno tuo fratello, tuo padre, tua madre si beccano un risarcimento, eccetera. Sto scherzando, ma sarebbe così la cosa. Altrimenti ci facciamo giustizia per noi? Mi date una risposta? Vi sto solleticando molto perché so che siete in tantissimi e solo il 10%, sono dati veramente statistici veritieri, solo il 10% di quelli che ascoltano la radio
scrivono un messaggio o telefonano, lo so benissimo. La mia bravura è cercare di smuovere anche voi che in questo momento mi state ascoltando, state guardando magari su YouTube, magari in un altro orario, non sono le 8:30 del mattino, ma fa niente, potete scrivere ugualmente, ragazzi miei, perché compare in diretta, è il primo giornalista che va in onda, vi legge il messaggio. 340 6709 659. Questo significa smuovere gli ascoltatori, alzare la testa e dire ci sono anch'io e magari la prossima volta torno anche a votare. Chiara Calarco, quei ragazzini col macete. Milano continua a fare i conti con una violenza che ormai sembra non conoscere più limiti. Si può davvero accettare che una persona venga assalita in strada a colpi di macete senza un motivo apparente nel cuore di un quartiere della città? È quanto accaduto la sera del 3 giugno in via Civitavecchia a Crescenzago, dove un uomo di 29 anni è stato ferito con numerosi fendenti al volto, alle braccia e alla spalla, riportando lesioni gravissime, una prognosi di 40 giorni. Gli aggressori, 2 ragazzini di 17 anni, uno di nazionalità egiziana, l'altro romena, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e porto abusivo di arma di taglio. Secondo le indagini di carabinieri, i 2 avrebbero colpito con il volto nascosto dal passamontagna per poi fuggire, ovviamente. Resta però una domanda che inquieta più dell'arresto. Com'è possibile che si circoli armati di macete e si scateni una simile ferocia in piena strada? Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Nel frattempo, ahimè, ai cittadini resta la paura di una violenza sempre più brutale, imprevedibile e difficile da accettare. Io sono perché giri la polizia, i vigili, i carabinieri e facciano proprio delle perquisizioni a caso quando passano questi maranzetti. Fermo preventivo? Sì, signori, se vedi questi maranzetti che sono un po' troppo allegri, li fermiamo per 12 ore, gli telefoniamo ai suoi genitori dicendo guarda mi spiace, suo figlio è un po' troppo allegro questa sera, lo teniamo qua noi per un po' di ore, oppure glielo riportiamo a casa ma lei non lo fa uscire? La facciamo questa cosa? 340 6709 659. Ok, vedo che mi state rispondendo bene. Tra poco si bloccherà la macchinetta dei WhatsApp perché ne stiamo ricevendo troppi. Fermatevi tutti! Sì, sto per fermarmi perché c'è la pausa, ma prima no, l'eccitazione è al massimo, signori. È al massimo. Vado sul Corriere, vi leggo soltanto il titolo principale del Corriere. Centropagina, Mattarella, richiamo a Nordio, una nota durissima che fa seguito a un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato senza tanti giri di parole che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Tutto è nato dalla mobilitazione del centrodestra e la raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per avere rincorso e ucciso 2 banditi in fuga dopo la rapina. Per ora l'orefice non si è ancora costituito. Titolo principale del quotidiano Il Corriere, in taglio alto Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, di spalla arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, adesso vi dirò 2 cose anche sulla legge elettorale, naturalmente l'inchiesta su Report, le chat di Lavitola e i legami con la bomba, tutto tra pochissimo su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalisca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite Ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite Ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao da Carla Grimaldi, la fata strega violinista. Un magico saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
Ah no, io questa la voglio in studio, signori, la voglio in studio. Appello figlio d'Apollo, CQ, Carla Grimaldi, se mi ascolti, prima o poi mi viene a trovare, negli studi di Radio Libertà, via Bellerio 41, Milano, a fuoricentro la fermata della metropolitana. Questa è Silty Fiddle Dance, domani suonerà a San Lupo, Benevento, con violino e fuoco. Domenica suonerà in provincia di Salerno, nel Cilento. Quasi tutte sono feste magiche, celtiche, streghe, esperimenti. No, scherzi a parte, roba veramente bella, evocativa, e se vi piace il genere la dovete solo che cercare. Carla Grimaldi su YouTube, ci sono anche dei bellissimi video e naturalmente anche su Instagram e su Facebook. Questi sono gli artisti indipendenti che meritano la vostra attenzione, artisti che non sentirete mai sulle grosse e grasse radio, perché non pagano, non hanno dietro un background di case discografiche, di persone che pagano quell'azienda, quella radio, quella televisione per avere il passaggio, capito? O semplicemente hanno altro a cui pensare. In questo caso la Carla Grimaldi pensa a lavorare, ad andare a tutti questi eventi, perché si diverte come una matta e fa divertire e appassionare tanta gente. A quanto pare anch'io sono riuscito a farvi divertire, a farvi appassionare, perché ho contato, sono centinaia i WhatsApp al 3406709659 che dovrò leggere questa mattina, ma vi prometto, io non esco di qua, Simone, piuttosto mi fermo fino alle 3, non esco di qua finché non li ho letti tutti quanti. Sapete, sono in onda fino alle 9:30, poi ancora dalle 11 alle 12 e avrò tempo, ve lo prometto. Graziella, mi dici quale governo ha fatto questa porcata di risarcire i parenti dei delinquenti? Inaccettabile. Graziella, sono quelle cose che sono sempre state, sai, se fai la legittima difesa ma non è proporzionata all'offesa, gli fai del male e giustamente quello ti denuncia e quindi c'è il risarcimento. È normale, così come quelli Ragnano che è stato preso a pugni dall'amico di Vannacci, amico non so fino a che punto, visto che poi Vannacci ha preso le distanze, lo ha denunciato e questo dovrà risarcirlo, certo. 3406709659. Mettiamoci in testa che Mattarella riceve l'evasore legale Sinner e grazie alla criminale Minetti è una persona che va esiliata subito, non rappresenta la Repubblica. Non ho capito, mi sono perso qualcosa, Mattia. Mattarella va esiliato? Interessante. Ok, parliamo di remigrazione, io sono sempre qui su questo argomento. Buongiorno, a proposito del risarcimento ai familiari dei ladri, ma questi ladri che lavoro facevano per obbligare a risarcire i familiari? Ma che legge è? Una legge che permette un risarcimento per delle persone che vanno a rubare? Se stavano a casa o andavano a lavorare veramente ci sta, ma a rubare deve essere cancellata questa legge anche retroattivamente. Non si può permettere che si diano i risparmi di una vita a gente che di lavoro fa il ladro. Voglio vedere se questa cosa l'avesse subito un sinistroide, cosa avrebbero detto i compari. Grazie Pina, belle meditazioni, lo sai, lo sapete o forse no, questa è una radio molto ascoltata dalla politica e ciò che viene scritto da voi ascoltatori molto spesso diventa una proposta di legge. È già un disegno di legge. E quindi c'è gente in questo momento che sta prendendo appunti, se non lo sapevate adesso lo sapete. Sono sul Corriere all'interno, spinta per la Grazia Roggero, ma il Colle frena Nordio. Il gioielliere non si costituisce. Non immaginavo questo sostegno. L'attesa in hotel con i familiari, paginoni e articoloni su questo e altro. La sorpresa del Quirinale, la nota, poi il faccia a faccia con il richiamo al governo. Il guardasigilli avvia l'istruttoria. Dopo le firme raccolte dalla maggioranza, Mattarella lo convoca. Questi sono solo i titoli, ragazzi. Se vi interessa, vi andate a cercare gli articoli o acquistate il Corriere in cartaceo o trovate su internet.
la solidarietà con i post su Instagram. Ecco, io sono rimasto colpito già ieri pomeriggio, quando è uscita tutta questa cosa, dalla quantità di materiale apparsa su Facebook, apparsa su Instagram. Il primo a condividerlo, lo dobbiamo ricordare, è stato Matteo Salvini. E Cruciani poi ha dato il là dicendo sarebbe da chiedere la grazia o da candidarlo. Il gioielliere, chissà perché poi ci viene in mente Ilaria Salis, uno dice l'hanno fatto loro, non possiamo farlo noi, ma forse potremmo fare di meglio, tipo abbassare la punizione per chi purtroppo ha fatto una cosa del genere, guidato dal terrore, dalla disperazione. Io non penso dalla vendetta, però c'è anche quella parte forse di vendetta, cioè tu hai fatto male a mia moglie, a mia figlia, a me stesso, non era neanche la prima volta che lo facevi, ladro, magari non eri tu, ma uno che fa il tuo stesso lavoro, adesso basta. È un sentimento umano sbagliato, sicuramente va punito, però non va punito forse in questa maniera, con 15 anni di carcere a 73 anni? La solidarietà con i post su Instagram, la modella e il principe, sulla rete il fronte pop che si è schierato con il commerciante. 149.000 le sottoscrizioni a una delle petizioni avviate per chiedere la grazia al presidente Mattarella per il gioielliere di Grinzan Cavour, Mario Roggero. Mi viene in mente un altro caso con un altro Mario, ve lo ricordate? L'Oste, quanto casino che ha fatto la Lega, ci siamo andati anche a mangiare in quell'osteria e poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Chiaro, bisogna essere belli tosti. Come siete voi? Le domande e le risposte, legittima difesa quando può essere riconosciuto. Anche questo c'è interessante sul Corriere, ma non solo sul Corriere, quindi vi dovete istruire. Si passa poi, non posso far finta di niente, dai, sulla legge elettorale, il sì alla Camera, in aula, applausi e proteste. Guarda lì subito che uno è andato a far pipì, quell'altro mi sta per spegnere. Oh, cosa spegnete? Adesso la smetto, cambia argomento. Però vi ricordo i punti principali, a bradire, a bradara, orsù. Alla coalizione vincente, il premio di maggioranza che scatta a quota 42%, signori, e non è detto che lo debba avere per forza il centrodestra. È chiaro, se Vannacci sta col centrodestra, sì, magari prenderà un po' meno lui, ma sicuramente il centrodestra sarà il partito più votato. Immutate le soglie di sbarramento, le liste restano bloccate senza possibilità di scelta e va bene, voteremo quello che ci fanno votare. L'importante è fare la X sul guerriero con lo spadone, è minimo e c'è solo quello. Solo la Lega, ragazzi, nessun altro può portare avanti queste idee, non ne sono capaci. Ok, solo noi, ma è chiaro, se non ci sono i voti, poi alla fine quello che dovrebbe fare la Lega lo fa un Vannacci qualunque senza l'esperienza e si fa fregare da questa Europa e naturalmente dal Colle. Noi ci siamo passati un po' di volte, ragazzi miei, e passo dopo passo stiamo portando avanti le vostre idee, quelle che ci avete comunicato nei gazebo anche 10-20 anni fa. Nel programma anche l'indicazione del Premier, signori, la novità, ma non sarà sulla scheda, ok? Robine, t'ho detto, tecniche che bisogna studiarsi pian piano. La norma anticespugli, il rischio che vinca chi perde contro la frammentazione, anche qui ragazzi c'è da studiare. Per gli italiani all'estero ridotte le circoscrizioni e poi per gli studenti fuori sede o chi è fuori zona per altri motivi, urne possibili sia per chi studia sia per chi lavora, quindi non dovreste star lì a prendere il treno ore e ore eccetera eccetera. E per favore e per piacere giro la pagina di nuovo. La Premier riflette se ritentare al Senato con le preferenze, i timori su Forza Italia, perché lo sapete, è passata la legge elettorale alla Camera, ma adesso c'è il Senato, dove non esiste però il voto segreto. Ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari reintrodurre le preferenze. Attenzione, perché se fai cambiamenti poi si ritorna alla Camera, dove invece si può fare il voto segreto, ma si potrebbe mettere la fiducia. Tan da da da. Così perdiamo
Abbiamo seggio e pensione, i franchi tiratori si eclissano, la caccia per identificarli. Addetti stampa di Fratelli d'Italia filmano il voto dei deputati e polemica. Se vi interessa, signori, leggetevi queste cose. A me non interessa. A me interessa questo riquadro che, guarda un po', il Corriere mette proprio in piccolo piccolo. Sai che non riesco neanche a vederlo. Mi vergogno. Non lo mette neanche a fuoco il computer. È pazzesca sta cosa. Cioè, è pazzesca. Autonomia. Sì del Senato alle preintese per 4 regioni del nord. 4 regioni del nord incassano il primo sì del Senato, ve l'avevo detto io settimane fa, signori. Mago Varin sì o Mago Varin no? Per favore, mi fate un messaggio anche su questo. 34067096959. Lo avevo previsto. 4 regioni del ce l'ha detto Calderoli. 4 regioni del nord incassano il primo sì del Senato alle preintese sull'autonomia. Quindi Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, tutte, ma è un caso, amministrate dal centrodestra, che hanno chiesto al governo il trasferimento di competenze in alcune materie. Si va dalla protezione civile alla salute, dalle professioni alla previdenza complementare integrativa. Da martedì atteso il secondo voto alla Camera, ma la strada per completare la riforma, da sempre bandiera della Lega, è ancora lunga. Roberto Calderoli non ha comunque nascosto la propria soddisfazione alla fine della giornata. Passo dopo passo la meta si avvicina sempre di più. Il commento del Ministro per gli Affari Regionali, che ha poi sottolineato il pieno rispetto dei tempi dell'iter della riforma. Io intendo andare fino in fondo, ha concluso Calderoli. Ragazzi, nonostante la sinistra che vuole fermare tutto quanto. Un consiglio variniano: andate a una delle feste della Lega che ci sono in questi giorni, perché se ne parlerà a gogo, oltre che ricordare Umberto Bossi. E va bene, adesso vi faccio lo spottone, vi dico quali feste. Vi devo dire tutto. Oltre a ricordare Umberto Bossi, lo ricordiamo, il 19 marzo ci ha mollato il capo e lo vogliamo ricordare una roba fatta bene. Feste della Lega in questi giorni. Da questa sera, festa della Lega a Sumirago, Varese, circoscrizione Val Bossa. 17, 18, 19 luglio, ricco menù tradizionale, chiaramente si ricorda Umberto Bossi. E chi ci segue dalla provincia di Varese ci deve andare assolutamente. In Bersago, signori, qui siamo in Brianza, si parte venerdì 17 luglio, proprio quest'oggi, con un festone della miseria, con Matteo Mauri, Andrea Bettega, Mattia Micheli, Mauro Piazza, Alessandra Locatelli, Alessandro Corbetta. Se siete in zona, in Bersago, area feste, via Resegone. Ma ragazzi, è pieno zeppo di feste sul territorio e io non posso dirvi restate in casa, non fatelo, perché se vi perdete queste feste è un peccatone. Oggi venerdì 17 parte anche la Ader Lega Fest ad Adro in provincia di Brescia. Attilio Fontana, Davide Caparini, Massardi, Molinari. Domani sabato c'è Silvia Sardone con Isabella Tovaglieri e Paolo Borchia. Domenica 19 c'è Matteo Salvini. Adro, provincia di Brescia, ma poi chiaramente c'è anche la festa della Lega, quella di Pontida, che non si trova quest'anno a Pontida, ragazzi miei, ma che si trova a Cisano Bergamasco. Siete ancora in tempo ad andarci, chiaramente, signori, si ricorderà Umberto Bossi anche lì, ma ne parlerò più avanti, perché adesso c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ha chiesto di intervenire il Presidente Romeo e ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, egregio signor Ministro. Beh, innanzitutto la bella notizia è che per la Lega in primis, ma per tutta la maggioranza di centrodestra, che l'autonomia resta in marcia, grazie e soprattutto all'ostinazione del nostro Ministro Roberto Calderoli e alla perseveranza che la Lega ha avuto su tutti i tavoli politici, ha avuto al governo, per continuare a portare avanti questa battaglia che per noi è una battaglia che serve e che è molto importante per efficientare lo Stato.
nonostante, lo diciamo, il giudizio della Corte Costituzionale, della Consulta. Io ho sentito dire, ma voi ve ne infischiate della Corte Costituzionale con prepotenza e con arroganza, volete andare avanti su questa strada. Beh, in realtà io posso comprendere magari una certa vostra delusione, e lo dico ai colleghi del centrosinistra, ma ricordo che la Corte Costituzionale non ha né bocciato né sospeso la legge. Ha solo messo in evidenza alcuni rilievi di illegittimità su cui il governo sta lavorando. Sono 7 su 45 articoli, quindi questo per dire che veramente c'è l'impianto reale della legge che è rimasto assolutamente in piedi e che soprattutto consentono a fare in modo che sulle materie dove non sono richiesti i livelli essenziali delle prestazioni si possa procedere ed andare avanti. Cioè, questo è quello che voi non volete comprendere. Sulle materie NOLEP, in attesa che in prima commissione affari costituzionali vada avanti il disegno di legge sui livelli essenziali delle prestazioni, si può procedere. C'è un elenco di 9 materie. Vi piaccia o non vi piaccia, ma questa è la realtà. È la realtà. E ricordo che la Corte, cito le parole testuali, ha detto che l'autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l'efficienza degli apparati pubblici ed assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini, che è proprio quello che questi schemi di intesa vogliono portare avanti e vogliono proporre. Ricordo che, perché qualcuno ha detto dovrebbero essere tutte le regioni ad avere questa autonomia sulla protezione civile, che l'autonomia non è un obbligo, ma è un'opportunità. Anche qui si fa molta fatica a capire questo. C'è qualche regione che vuole continuare ad affidarsi allo Stato nella gestione di alcune funzioni e qualche altra regione invece che preferisce autogovernarle. È una libera scelta, libertà, che è una parola che probabilmente per qualcuno dà fastidio o crea qualche problema, visto che la libertà qualcuno ce l'aveva tolta in passato, quindi quando ci sono stati, ricordo un certo periodo, ricordo certi periodi, ogni riferimento ovviamente è puramente casuale. Ricordo anche che c'è il senatore Occhiuto, per esempio, che ha ricordato proprio in commissione che spera e si augura che anche la Regione Calabria possa essere presto portatrice di una preintesa, perché magari ci possono essere alcune materie su cui la Regione o funzioni su cui la Regione Calabria vuole avere l'autogoverno. Questa è l'autonomia, è la libertà di scegliere, così come l'autonomia non toglie nessuna risorsa a delle regioni per darle ad altre regioni, no, semmai toglie potere al centralismo per distribuirlo e darlo sui territori. Questo è l'obiettivo dell'autonomia, che dovrebbe vederci tutti d'accordo, visto che dei territori si parla sempre dicendo che sono importanti, vanno ascoltati, bisogna dare le risposte. E l'autonomia responsabilizza anche la classe dirigente, perché c'è un'altra parola importante: responsabilità. Questo è quello che noi vogliamo introdurre e ed è quello che gli stessi cittadini di alcune regioni del sud chiedono e pretendono dalla propria classe politica, che non è stata in grado di governarli, perché ci sono regioni che neanche riescono a approvare i bilanci della sanità e che vengono commissariate. Ma perché? Perché manca la responsabilità. C'è sempre qualcuno che interviene col potere sostitutivo. No! Sono le regioni, è l'autonomia, è l'autogoverno, è la responsabilità che migliora l'efficienza nella gestione delle risorse. Sui fondi perequativi vi chiedo cortesemente non fatemi parlare, poi dopo se vuole qualche collega dell'opposizione, vedo il senatore Boccia in grande spolvero oggi, andiamo alla buvette, le faccio l'elenco di tutti i fondi perequativi che ci sono e magari poi facciamo una telefonata al presidente Attilio Fontana della regione Lombardia per ricordare quanto i lombardi versano in tasse in più allo Stato italiano rispetto ai servizi che da esso ricevono.
ma è una cosa che poi ci vediamo a parte, non fatemi parlare su questo argomento. Ricordo però, e lo dico, che anche qui, l'ho accennato ieri sul tema delle contraddizioni che avete voi a sinistra, perché da una parte definite queste scheme di intesa e quindi l'autonomia una patacca, una bandierina, e dall'altra invece dite divide l'Italia, la secessione dei ricchi, e signori, delle due l'una, non è che potete portare avanti entrambi questo tipo di tesi. E perché lo fate? Perché siete confusi, siete contraddittori. Posso dirlo, l'ho detto ieri, siete federalisti a Milano o a Varese e centralisti invece qui a Roma. Invece noi siamo sempre stati federalisti e autonomisti in qualsiasi parte del paese e dappertutto. Siete la contraddizione per eccellenza, e sapete dov'è che è dimostrato? È quando si parla del tema del coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario. Abbiamo infatti sentito che il ministro Schillaci in audizione ha riferito che non c'è nessun rischio in questo campo fatemi parlare, nessun rischio che vengano meno i livelli essenziali delle prestazioni e né tantomeno una programmazione a livello nazionale, ma si tratta solo di dare maggiore flessibilità alle regioni che lo chiedono sulle risorse che sono già state stanziate. E io ricordo che su questo tema ci sono 2 regioni che un po' di tempo fa hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale perché volevano avere questa maggiore flessibilità, cioè della serie: ci date soldi nella sanità, vogliamo spenderli senza avere i vincoli dello Stato. E questo ricorso fatto da 2 regioni governate dal centro-sinistra, la Toscana e la Campania, hanno vinto poi il ricorso, il quale specifica in modo chiaro che, e la sentenza lo ha confermato, che l'autonomia regionale nella gestione del personale sanitario, e ha stabilito che le regioni possono decidere autonomamente sui piani di fabbisogno del personale sanitario senza interferenze statali. Questo ricorso l'hanno fatto 2 regioni governate dal centro-sinistra, lo hanno vinto e corrisponde né più né meno che questo schema di intese sul coordinamento della finanza pubblica. Non siete in grado nemmeno di ascoltare i vostri territori. Ecco la contraddizione e la vera confusione che c'è tra voi, che naturalmente, ovviamente, è rivolta un po' a tutto lo schema in generale. Ma perché questo succede? Perché? Perché avete paura, questa è la verità, che una volta avviato il percorso vengano smascherate tutte le bugie che su questo tema raccontate da più di 50 anni. Questo è il grande vostro timore, perché quando si vedrà effettivamente che se una regione ha bisogno di più ospedali è giusto che spenda i soldi per gli ospedali, chi per i macchinari li spenda per i macchinari, chi ha bisogno di più personale possa assumere più personale senza i vincoli dello Stato centrale, si vedrà che l'efficienza della sanità e di altre materie aumenterà e migliorerà. Comunque su una cosa siamo tutti certi, non vi è alcun dubbio: la Lega e il centrodestra vanno avanti sul tema dell'autonomia, mentre il campo largo è nemico dell'autonomia, del federalismo e delle riforme. Per questi motivi noi voteremo a favore dei 4 schemi di intesa per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Grazie signor Ministro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Arrivederci Roma. Goodbye, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a Squarciarelli
fettuccine e vino dei castelli, come i tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma. Goodbye, goodbye, au revoir. Si rivede a spasso carrozzella e ripensa a quella ciumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Arrivederci domani. Goodbye, goodbye, au revoir. Voglio ritornare in via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove mai tenuto stretto stretto accanto a te. Arrivederci Roma. Non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei monti, porto nel mio cuore i giuramenti degli I love you. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, pesca un soldo, se ne va. Arrivederci Splendida, splendida, non me la fate strumentalizzare per favore. Ok, la strumentalizzo. Ai tempi della secessione era effettivamente una bella canzone. Dai, fatemi un po' sorridere. Luca Minnelli, una delle canzoni italiane più famose nel mondo, composta nel 1954 da Renato Rascel con il testo di Garinei e Giovannini. Ecco la malinconia e l'incanto dei turisti che lasciano la città eterna, e io aggiungo rincorsi dai Maranza. Ok, buongiorno a tutti e una buona giornata dal punto di vista della comunicazione. Qui a Radio Libertà stiamo andando a 1000, com'era la canzone? Vabbè, lascia stare. No, era un'altra. Tra poco apro le linee. Sì, mi avete fatto venire voglia giustamente di ascoltarvi, però aspettiamo ancora un attimino, per favore, perché ci sono tantissime segnalazioni da farvi e ci siamo persi in chiacchiere importantissime, lo diciamo, importantissime, e quindi abbiamo perso anche un po' di tempo. Solo una segnalazione ancora dal Corriere: elementari, allarme matematica. Migliorano i dati delle superiori. Cosa vuol dire? Sono usciti i test invalsi 2026 e pare che alle primarie fatica un alunno su 3, soprattutto in matematica. E non è una cacchiata, ragazzi, ne so qualcosa anch'io, io ho sempre odiato la matematica, però se cominci a faticare
alle elementari, poi alle medie non riesci a riprenderti, alle superiori non vai più da nessuna parte, cominciano a bocciarti. Quindi allarme matematica, ma difficoltà anche in italiano. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Il Fatto Quotidiano, ve l'ho già segnalato, la prima pagina si intitola Clemenza senile, troppa grazia, Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer, lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e FN pro Roggero, 14 anni per duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la grazia. Il Colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. Questo Il Fatto Quotidiano in prima pagina. Volevo portarvi sul quotidiano Il Tempo perché, a parte la prima pagina con l'esclusivo "Cara procura ti scrivo", Il Tempo svela la lettera che Arcuri scrisse nel novembre 2020 all'allora procuratore di Roma Prestipino. C'era un'indagine non a carico di Arcuri di cui aveva scritto la verità. Ipotizzando di essere oggetto di accertamento, il commissario mandò un'accorata missiva. Sta di fatto che in 9 giorni la sua posizione fu stralciata e per gli altri si passò dal reato di corruzione a un banale traffico di influenze. Non dubitiamo del lavoro accurato dalla procura, ma la lettera deve essere stata convincente. Se vi interessa, oggi Il Tempo è tutto vostro, ma a me interessa sul quotidiano Il Tempo la pagina 9. Autonomia, ok al Senato, Lega esulta, sinistra in tilt. Passano le preintese con Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. Calderoli, la meta si avvicina, le opposizioni, si spacca l'Italia. Gianni Di Capua, il via libera alle preintese tra governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata è arrivato al Senato, che ha approvato le risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare. Esulta la Lega a partire dal vice premier Matteo Salvini, dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, per l'avanzamento dell'iter per una delle battaglie storiche della Lega, mentre le opposizioni vanno all'attacco. In aula a Palazzo Madama, dopo il primo semaforo verde relativo alla Liguria, dai banchi della minoranza sono stati mostrati cartelli con su scritto "No allo spacca Italia", "Una è indivisibile", poi ritirati dai commessi. Prosegue il cammino sulla via dell'autonomia e del federalismo fiscale. È premiato l'impegno della Lega che da Umberto Bossi e Roberto Maroni arriva finalmente ai risultati di oggi, grazie al lavoro del ministro Roberto Calderoli, dei governatori, dei gruppi parlamentari e delle regioni che stanno scegliendo di avviare nuove intese. E ringraziamo naturalmente anche il generale Vannacci che quella parola non l'ha manco mai pronunciata. Ci spostiamo sul quotidiano Il Giornale, signori, sempre a proposito di Lega, pagina 11, c'è l'intervento di Matteo Salvini, intervistato da Fausto Biloslavo. I veri criminali sono gli scafisti e non certo Mario Roggero. Il leader leghista commenta l'esclusiva del Giornale sui trafficanti di clandestini. Ieri è stato ripreso anche da alcuni telegiornali. Il filmato proprio dei barconi che vengono presi in carico, e naturalmente gli abitanti del barcone vengono presi in carico dall'ONG. Si sono incontrati casualmente, sai, il mare sembra grande ma è piccolo, e sono incontrati e hanno fatto il trasbordo diretto. Naturalmente siamo noi che pensiamo male. Tra Bari e Roma il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini risponde sull'ultimo scandalo delle ONG del mare rivelato dal Giornale. Cosa pensa della consegna dei migranti a Sea-Watch da parte dei trafficanti rivelata dal Giornale? Salvini: sono stato 6 anni sotto processo con l'accusa di sequestro di persona per aver fatto il mio dovere da ministro dell'interno, fermare gli sbarchi, mantenere la promessa di contrastare l'immigrazione clandestina. Questi sono i veri criminali e non Mario Roggero, per il quale chiediamo la grazia. Nel corso del processo la difesa ha posto più volte l'attenzione proprio sui rapporti e sulle possibili connivenze tra trafficanti e alcune organizzazioni. A sinistra ci accusavano di essere folli e negavano perfino l'esistenza del problema.
paginone con l'intervista a Matteo Salvini proprio su queste argomentazioni, quella degli sbarchi, ma a un certo punto viene scritta anche la parolina magica, remigrazione. Sembra essere lo slogan del momento, ma è davvero fattibile? Risponde Salvini. Al di là del dibattito lessicale, il principio è semplice: si chiami remigrazione, rimpatrio o espulsione, chi si trova illegalmente in Italia non può rimanervi e deve essere riportato nel proprio paese. Quindi remigrazione, rimpatrio o espulsione, cose simili ma diverse, signori. Comunque bisogna attuarle. E visto che sto parlando di Matteo Salvini, ve l'ho ricordato prima, Matteo Salvini girerà in questo weekend alle tante feste della Lega, da Adro a Imbersago a Cisano Bergamasco. Questo sabato, domani, sabato 18 luglio alle 19:30, arriva Matteo Salvini alla festa Lega Puntida Fest di Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo, via Dorando Pietri. E chiaramente, signori, non avete che l'imbarazzo della scelta, fatevi un giro sulle pagine Facebook di Lega Salvini Premier, perché di feste della Lega in questo weekend è strapieno, ma anche nei weekend successivi. Intanto cominciate a chiamare 0292947222, irrorate le nostre linee telefoniche, ma prima di passare alle telefonate un giro doveroso sul quotidiano La Stampa. La Stampa, da quando ha cambiato padrone, ogni tanto capito? Esce un po' dal seminato, e a me fa piacere quando esce dalla convenzione comunista. Allora, titolo principale: Mattarella stop a Nordio. E va bene. All'interno, chiaramente legge elettorale, urla, cartelli e spintoni, primo sì della Camera alla legge elettorale. Giro di nuovo la pagina. Meloni e le prime tentazioni su Vannacci, rappresaglia di Fratelli d'Italia contro Forza Italia sulla giustizia. Interessante il commento di Lorenzo Pregliasco, che è un sondaggista, che dice: questo premio di maggioranza costringe ad alleanze larghissime, così più potere al generale e a Renzi. Se guardate i sondaggi, se il generale Vannacci si unisce al centrodestra, si vince alla stragrande. È chiaro che anche Renzi può fare la stessa cosa, unirsi al centrodestra, dici di no, è più facile col centrosinistra, ma Renzi c'ha molti meno voti di Vannacci. Interessante anche questo, quindi vuol dire che ci saranno accrocchi pazzeschi, che poi con questa nuova legge elettorale, attenzione, se hai pochi voti quasi non esisterai, esisterà soltanto il primo di quelli che hanno pochi voti, ma queste sono cose che vi dovete studiare voi. ZES, un modello vincente, si torna a parlarne a pagina 14 della Stampa di questa zona speciale, zona economica speciale, si chiamano ZES, ma poi ci sono anche gli ETS, che sono zone in cui la burocrazia viene diminuita tantissimo. Allora, la Stampa da giorni sta portando avanti queste domandine che fa ai principali autori economici italiani, e la ZES del Sud già esiste, la si vorrebbe al Nord. Ma Urso ha risposto: no, al Nord non si può, perché voi del Nord state troppo bene, non siete così ridotti male. Oh, grazie, gli ho detto. Oggi sul quotidiano La Stampa, ZES, un modello vincente, investimenti da 60 miliardi, Orsini incalza, Unione Europea miope, perché sono regole europee che vietano di mettere una ZES nelle zone che non sono ridotte così male. Quindi dobbiamo aspettare di essere ridotti peggio, caro Simone, e poi avremo la nostra ZES quando non servirà più a un cazzo. Il leader di Confindustria insiste sugli ETS, altra possibilità di avere meno burocrazia dopo la frenata del governo sulla ZES. Nelle zone speciali la ricchezza è salita dell'8%, vanno estese al nord. Signori, c'è
un paginone che sicuramente vi interessa, visto che da una parte c'è l'autonomia contrastata al 100% dalla sinistra, ma se c'è anche la ZES, sulla ZES questi non possono dire niente, perché la stiamo già facendo da anni al sud, e infatti hai visto che al sud è aumentato tantissimo il PIL, che ha superato il nord con tutte queste iniezioni di PNRR, di 110%, eccetera, eccetera. Dai, cominciamo a sentire le vostre chiamate. 0292947222, e non preoccupatevi per i messaggi, perché se non riesco a leggerli adesso, li leggo tra le 11 e mezzogiorno. Non scappo, non vado da nessuna parte. Guarda, la porta è chiusa, sbarrata. Non posso uscire finché non avrò letto tutti i vostri WhatsApp. Pronto? Buongiorno signor Semminisetta. Buongiorno. Allora, prima cosa, sono contenta che l'autonomia sta andando avanti. Seconda cosa, signor Sem, mi dispiace ma Meloni troppo servile. Allora, mi dispiace, ripeto, ma a forza di essere sempre troppo servile agli americani, credo che stavolta la signora Meloni se la sia proprio andata a cercare. Allora, secondo me, signor Semmi, non bastava finanziare la guerra ucraina per far impoverire l'Europa, come da disegno. No, ora, signor Semmi, occorreva per forza partecipare al blitz ai danni dell'imam di Teheran, contribuendo così a creare destabilizzazione, come dico io da modus operandi stile USA. Lei che si definisce una mamma cristiana, sarebbe felice se gli arabi venissero qui a uccidere il Papa? L'Iran, signor Semmi, ha pienamente ragione. Adesso però occorre aspettarsi una contromossa molto sanguinosa da parte degli jihadisti, poi si saprà chi dover ringraziare. Nient'altro, io lo saluto e buon fine settimana. Grazie, buon weekend alla nostra editorialista. La Verità, pagina 3, il commento di Maurizio Belpietro, sempre naturalmente sull'orefice. Ha osato reagire. Re Sergio non farà nulla. L'orefice non è la Minetti o lo scafista Faragi che piace alla sinistra, è persona onesta, un borghese piccolo piccolo che si è opposto all'ennesimo sopruso, rappresenta il fallimento dello Stato, deve sperare nel prossimo inquilino del Colle. Centrodestra sveglia, scrive oggi Maurizio Belpietro sul quotidiano La Verità. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Io ti ho mandato un vocale, non so se l'hai mandato perché io intorno alle 8:30 ho ricevuto una No, telefonata. non Ok. ancora. Allora, ti dirò quello che c'è nel vocale, quindi se ti capita cancellalo. Ok. Allora, la vicenda del signor Roggero dimostra quanto i moralisti, i progressisti, i cattocomunisti, gli ipocriti odino la classe media. Il signor Roggero è un lavoratore, ha difeso la sua famiglia e loro lo vorrebbero in carcere per quello che ha fatto. La classe media, ricorderei a chi è all'ascolto, è quella che tiene in piedi questo paese. Però noi subiamo un grande danno, cioè il senso di colpa che tutta questa gentaglia, queste canaglie, da 40 anni ci sparano addosso, perché noi siamo occidentali, perché noi siamo bianchi, perché noi magari crediamo anche in Dio, perché noi abbiamo una vita ancora dignitosa e quindi noi dobbiamo pagare questa colpa di essere quelli che siamo e aprire a tutto e a tutti quelli che vengono dal resto del mondo, che siccome sono poverini, perché siccome sono magari stati le nostre ex colonie di 400, 500, 300 anni fa, loro hanno il diritto di rubare, hanno il diritto di violentare, hanno il diritto di spacciare, perché noi non li abbiamo accettati. Ma che cosa? Questi stanno prendendo quello che noi produciamo, quello che i nostri genitori, i nostri nonni hanno costruito e loro stanno distruggendo tutta questa cosa. Ultima cosa, gli immigrati sono una ricchezza quando portano ricchezza al paese che li accoglie, quando c'è un interscambio tra il paese che ti accoglie e tu che lavori, che ti integri e che ovviamente sei riconoscente nei nostri confronti, altrimenti sei un cancro, e questo è il fatto. Ma i progressisti, i cattocomunisti, i buonisti di professione e i moralisti questo non lo vogliono accettare. Perché? Perché si stanno rendendo conto che anche i più buoni stanno cominciando ad arrabbiarsi. Ragazzi,
La reazione che noi dobbiamo fare non è quella di prendere a legnate tutta sta gente, anche perché poi i giudici ci puniscono, è quella nell'urna di votare il partito che ci difende, e ad oggi il partito che ci difende più di tutti è la Lega. Ciao Sammy, grazie. Grazie al nostro editorialista, come vedete diventate tutti editorialisti semplicemente chiamando questo numero 0292947222 o inviando messaggio WhatsApp al 340-6709-659. La legittima difesa è sempre valida finché il bandito impugna un'arma. Questa è la tesi del giurista Daniele Trabucco oggi sul quotidiano La Verità. Altra cosettina da leggere. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy. Volevo fare una notazione. Io sono stato in ferie in Sardegna, sulla questione perdite acque. La società Abanoa della Sardegna c'è stata una perdita sulla strada, è 2 mesi che perdeva e Abanoa non si è mossa per andare a ripararlo. Io vorrei sapere, siccome Abanoa ha un contratto regionale di tutta la Sardegna, se qualcuno del Parlamento sardo ha preso monetine per dare la manutenzione a una società che praticamente non lavora. Questi qua sono soldi rubati, si stanno dando i soldi a gente che non lavora. E questa cosa, io ho chiamato il numero nazionale, il 112, per segnalare cosa, perché non sapevo dove andare a cosa. E questo qui, ancora, io ho finito le ferie, dopo 20 giorni perdeva ancora, e la popolazione della zona diceva è 2 mesi che perdono. In totale sono circa 3 mesi che c'è una perdita d'acqua. Grazie. E purtroppo è il destino di molte zone d'Italia. È un problema gravissimo. Le tubazioni colabrodo. 0292947222, ancora in attesa un attimo, per favore. Intesa e Confindustria stanziano 60 miliardi per la ZES al sud. Stavamo parlando prima, ZES al nord? No, siete troppo ricchi voi al nord. 60 miliardi per questa zona economica speciale al sud. Nuove risorse per trasformare la ZES unica in una piattaforma industriale capace di attrarre investimenti italiani ed esteri. È il piano ZES 2.0 presentato a Bari da Intesa San Paolo con Confindustria e il Dipartimento per il Sud. Non è uno stanziamento statale, è credito messo a disposizione dalla banca per investimenti, infrastruttura, adeguamento energetico, internazionalizzazione e crescita dimensionale. Ma la scala dell'operazione è imponente. I 60 miliardi si aggiungono agli oltre 12 già erogati da Intesa per progetti collegati alla ZES e ai 28 miliardi complessivamente concessi dal 2020 alle regioni meridionali. L'obiettivo è consolidare il rimbalzo del Mezzogiorno e collegarlo alle filiere produttive settentrionali. Il check-up Mezzogiorno di Confindustria segnala che il PIL del Sud è cresciuto dell'8,3% contro il 6,3% medio nazionale. Qui però si apre il problema politico. Anche il Nord, siamo sulla Verità, chiede da tempo gli stessi strumenti. Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna vogliono procedure più rapide, incentivi agli investimenti, sostegno alla decarbonizzazione e una cornice stabile per difendere la manifattura. Una copia integrale della ZES settentrionale, tuttavia, come vi dicevo, non è praticabile. Le regole europee sugli aiuti di Stato autorizzano i vantaggi fiscali territoriali soprattutto nelle aree svantaggiate indicate dalla Carta degli aiuti regionali. Le regioni più forti non possono quindi ricevere in modo generalizzato lo stesso credito d'imposta del Mezzogiorno. Il governo lavora quindi a una soluzione diversa: estendere al centro-nord le semplificazioni amministrative. Sono sempre delle zone, ma dove la burocrazia
burocrazia è minore, rafforzare queste zone logistiche semplificate e costruire incentivi nazionali o settentrionali compatibili con Bruxelles. L'articolo prosegue perché poi si parla anche di autonomia, quindi ZES al sud, autonomia al nord, finiscono nello stesso fotogramma. Importantissimo l'articolo quest'oggi di Gianluca Baldini, oggi sul quotidiano La Verità. 0292947222. Pronto? Buongiorno Sammy. Quella. Ciao, sono Davis. Ciao. Siamo dalla Spagna. Ciao. Anche se io sa che sono di Cinisello. Comunque volevo dire da un po', cioè da settimana scorsa che volevo chiamare, sai quella ragazza che quasi sgozzano nella metro Duomo settimana scorsa? Da parte del musulmano, che cosa guardi, sono un musulmano. Sì. Era appena stato arrestato, no? La sera prima, vero? Vero, sì. vero. Vero. Scommettiamo che il giudice che l'ha lasciata libera, no, che ha lasciato libero questo personaggio era uno di quelli che ha festeggiato la vittoria del no con lo champagne. Scommettiamo? Grazie caro, e avrà festeggiato anche il fatto che l'orefice sia finito in galera. 0292947222. Chiaramente stiamo scherzando, non vogliamo finire in galera anche noi, anche se posso fare una diretta anche da lì. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Quella. Ciao. Volevo dire che Lisetta mi sta stupendo. Come si fa a dire saremmo contenti se facessero un attentato al Papa? Cioè, ammazzare Khamenei è stato oro colato. Cioè, io la manderei la Lisetta a fare un giretto in Iran a vedere come trattano le donnine, le signorine, poverine. Cioè, le femmine, le donne in quel paesaccio lì vengono trattate come se fossero degli animali da soma. Lisetta, c'è qualcosa che non va. La seconda cosa è questa. Cosa che volevo dire? Volevo dire, ma stamattina sui giornali ho sentito che si contesta al signor Roggero, tutta la mia solidarietà, che non avesse il porto d'armi. Tu pensa, contestano questo lui, poi non so se è vero o no, ma i ladri il porto d'armi ce l'avevano. Poi l'ultimissima, Sammy, vogliono dare il premio Nobel a Lampedusa per tutto quello che fa. E alla Lombardia con i 58 miliardi di residuo fiscale, altro che Nobel dovrebbero darci. Concordi con me o no? Ciao Sammy. Grazie, riso amaro. Sto per andarmene, un giro ancora velocissimo sul quotidiano Il Giornale. All'interno l'intervista con Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, sempre a proposito dell'arresto del gioielliere, della condanna, perché ufficialmente ancora non è stato arrestato, non si è ancora costituito. Pena e risarcimento esagerati. Per questo serve la clemenza. Il sottosegretario alla giustizia dice: il potere di iniziativa lo dicono la dottrina e la Cartabia. Fatto sta che si sta facendo sempre più strada, ma anche ieri in TV sentivo esponenti della sinistra dire la pena è esagerata. Certo, una pena ci vuole, perché ha esagerato anche lui nel difendersi e tutto quel che vuoi, è uscito fuori quel sentimento di paura, di disperazione, di rabbia, di vendetta, oppure no? Fatto sta che forse la pena deve essere un po' più mitigata? Lo chiedo a voi ragazzi e sono qui per mettervi la pulce nell'orecchio. Ma allora chiediamola la grazia al Presidente della Repubblica. Candidarlo non si può, perché la pena ormai è stata lanciata, cioè è definitiva, e quindi non si può candidarlo, da quello che capisco io. Voi ne capite di più? Fatemelo sapere. Potete continuare a scriverci al 340 6709 659. Ora io mi fermo, ci sono gli altri programmi di rete. Alle 11 ritorno con voi.